Senatore Nassida, lei ha già risposto per iscritto alla lettera di Pierpaolo Vargiu con la quale le chiedeva di ricompattare la destra, il centrodestra, quindi di trovare un unico candidato sindaco. Le ha risposto, diciamo, lasciato un piccolo spiraglio aperto, però tutto sommato ha risposto di no. Ora Pierpaolo Vargiu le chiede ancora in un'altra lettera, molto accorata, diciamo, di ripensare a questa sua posizione e quindi vedere di collaborare per trovare un unico candidato sindaco e rinunciare alla sua posizione, quindi rinunciare alla sua candidato sindaco nella sua lista. Cosa dice a Pierpaolo Vargiu? Senta, io rispondo a Pierpaolo, rispondo ad Alessio, a tanti amici che in questi giorni mi hanno mandato lettere aperte. Io dico basta, è l'ultima volta che io rispondo, ma non per me, per voi. Io sono imbarazzato, mi vergogno. Il problema non è chi fa il sindaco e non fa il sindaco. Usare ancora queste divisioni che per me sono anacronistiche, centro-destra, centro-sinistra, lotta contro Zedda. Il vero nemico si chiama disoccupazione. La crisi, il 50% dei cagliaritani non vogliono andare a votare e l'altro 50% non gliene frega niente degli schemi centrodestra, centrosinistra, 5 Stelle, vogliono sapere come possono mangiare, come possono portare 3 pasti. Allora, noi l'abbiamo già detto tante volte, noi non siamo né centrodestra, né centrosinistra, né 5 Stelle, siamo dei cittadini di Cagliari che sono disperati di fronte a questa crisi, hanno deciso in nome del bene della propria città di mettere da parte queste ormai cose superate di divisioni, avendo non un nemico Zedda o centrosinistra o altro, un nemico solo che si chiama disoccupazione, e per questo vogliono parlare di programmi. Io risponderò soltanto a lettere aperte, sono pronto a parlare con chiunque per cercare di decidere di trovare un modo per superare questa crisi. Noi abbiamo già detto che il nostro gruppo di persone, che sono tantissime, che provengono da tante esperienze e molti non hanno mai votato in vita loro come i ragazzi di ieri, stiamo preparando tutti assieme un programma. Noi siamo convinti non di avere ricette magiche, ma di avere delle idee concrete. Stiamo studiando come realizzare per salvare Cagliari, per dare un futuro, per richiamare i nostri giovani, perché abbiamo lasciato andare via forse le forze più coraggiose, più giovani, più competenti della nostra gioventù. Abbiamo tante persone meno giovani senza lavoro. Allora basta con questi schemi centrodestra. Se volete andate avanti voi, se non sapete cosa facciamo. Noi il 13 abbiamo il nostro programma, voi avete il vostro programma, confrontiamoci tutti su un programma, e se bisticciamo e ci dividiamo su un programma, ben venga. La gente non ne può più ogni giorno per le nostre lettere, pensa che io personalmente non ne ho più voglia di parlare di schemi partitici. Ho chiesto ai partiti di fare un passo indietro. Immaginate se io non sono pronto a fare un passo indietro, se occorre, per il bene di Cagliari. Ma su che cosa? Qual è il programma? Noi vogliamo soltanto una cosa: vincere questa crisi, niente di più. Quindi rigetta indiscutibilmente. No, non lo rigetto, sto cercando io di riflettere e dire, per il momento noi stiamo cercando di studiare tanti problemi, stiamo confrontandoci, stiamo cercando di ascoltare tanta gente, non possiamo perdere il tempo con decine di telefonate e dire unitevi, andate contro questa maggioranza, contro Zedda. Se stiamo confrontandoci è perché riteniamo Zedda insufficiente, quindi stiamo cercando di dire non lui è cattivo, lui è un mostro, no, noi diciamo insufficiente. Ma perché? Perché noi sappiamo di essere capaci di far di più, di non parlare solo dei piccoli lavoretti che fanno scena. Noi vogliamo una Cagliari del futuro, noi vogliamo disegnare la Cagliari dei prossimi decenni, noi vogliamo lasciare ai nostri figli una Cagliari diversa. Questa è la differenza. Su questo ci possiamo dividere, ma è nobile dividerci su questo, se no la gente ha diritto di non andare al voto. Se invece tu gli proponi
proponi qualcosa, è giusto che i cittadini si confrontino e facciano una scelta e dovremmo rispettare quella scelta. Quindi ognuno per la propria strada? No, ripeto, oggi stiamo... Scusi, io a lei faccio una domanda. Lei di che schieramento è? Per chi vota? Guardi la faccia. Al di sopra delle parti. Ma che al di sopra delle parti? La gente ne ha le scatole piene. Quando tu gli dici che si devono schierare per la propria città, sono pronti a schierarsi. Appena tu parli di partiti, hanno tutti difficoltà, compreso lei, perché siete disgustati, come me, che ne ho fatto parte di questo sistema. Non possiamo continuare a bisticciare su queste cose. Quindi non è nessuna chiusura, è un'apertura. Siccome conosco Pierpaolo come persona seria, siccome conosco Massimo Zedda come persona seria, conosco Paolo, tutti questi sono persone serie, confrontiamoci e nel caso ci dividiamo sui programmi. Quindi l'unica il 13 di febbraio noi presentiamo il nostro. Se qualcuno vuole confrontarsi con noi ci chiama a parlare, se invece ritiene di avere in mano la bacchetta magica, perfetto, andremo avanti, saranno i cittadini a decidere, ma io non posso disgustarli con queste querelle che personalmente io non avverto, non sento più, quindi non voglio essere maleducato, non rispondo più a nessuna lettera aperta se in questi temi, sui programmi sono pronto a bisticciare, a confrontarmi, a tornare indietro, a esortare tutti a fare un passo indietro, però sui programmi, su un progetto che dia lavoro, che tolga dalla sofferenza, da questo tunnel terribile che è la disoccupazione, che dia una speranza ai nostri figli, questo, e non si sorride e non si ironizza su questa sofferenza. Grazie senatore Massida.